C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io, grazie per essere in nostra compagnia. Il personaggio di questa puntata è ancora nel cuore di tanti bresciani, Don Antonio Fappani. Don Antonio Fappani nasce il 15 agosto 1923 a Quinzano d'Oglio. Dopo la formazione in seminario si laurea in Sacra Teologia con indirizzo storico presso l'Università Lateranense. La sua vita sarà infatti dedicata soprattutto alla storia del territorio e della brescianità. Instancabile accumulatore di tracce culturali, dal 1972 intraprende la colossale impresa di scrivere l'Enciclopedia Bresciana, conclusasi nel 2007 con il 22esimo volume e poi continuamente aggiornata. Fonda nel 1983 l'associazione Peppino Tedeschi per la cultura popolare e religiosa e apre nell'85 la Fondazione Civiltà Bresciana nei chiostri di San Giuseppe. Muore a Brescia il 26 novembre 2019. Bene, avete mai sentito questo modo di dire? Le mei burlasò dalla finestra che dai cop. Come la pensate? Vediamo un po' come sono andate le cose nella città di Napoli. Al Maschio Angioino, la fortezza simbolo di questa meravigliosa città che è Napoli, in compagnia di Brian Yes. e Monica, Yes. che non sono napoletani, neppure loro, turisti, no? In vacanza. Yes. Dalla Macedonia, dice Brian. First time, Napoli. First time in Napoli. do you like Napoli? Yes, very much. Piace Napoli, giustamente, poi la giornata risalta bene. Senti, e in Macedonia si parla dialetto bresciano? English, solo English. You don't speak Brescian language? No. Speak Macedonian. Macedonia, quindi giustamente non parlano dialetto bresciano. Pensavo invece che lo potessero parlare. Prova a leggere qui, caro Brian. Ok. Le mei burla zo dalla finestra ce dai cop. Sta bravo, va bene. Bravo, bravo. C'è qualche parola? Una parola dovreste conoscerla, dai, una, Window. What? Window. Dice window, finestra. Yes. E basta, gli altri sono un po' difficili, Tu sai cosa sono i cop? In Macedonia ci sono i cop? No, cop. Macedonia, de andare in cop. No. Cop in Macedonia, vedi? C'è i tetti piatti. Grazie. Good holiday. Thank you. Have a nice day. Ora c'è un baldo giovine, come ti chiami? Mattia, Mattia, tu che fai di bello nella vita? Quanti anni hai? Raccontaci tutto, la fedina penale pulita, raccontaci tutto. tutto pulito, 29 anni, studente universitario, ex studente universitario, adesso lavoro. Te la cavi un pochetto col nord Italia, sai, una ex fidanzata, un cuore infranto. Mio zio che vive a Brescia però. La zia vive a Brescia, quindi la salutiamo se ci sta guardando in questo momento. Lo zio, come si chiama? Bruno. Zio Bruno! Guarda ragazzo, sta dando il meglio di sé, una carriera sta facendo qua giù. Vieni a trovarti ogni tanto, zio Bruno. Sempre. Zio Bruno ti guarderà orgoglioso dai nostri schermi di Teletutto e tu non fa brutta figura con zio Bruno, Prova a leggere sta cosa qua. Le mei burla Bene, zo dalla finestra che dai cop. hai capito qualcosa Mattia, qualche parola? No, Niente. solo finestra. Solo finestra, giusto? Nient'altro. Burlaso, cadere. Ok. È meglio cadere Dalla finestra? che dai Dai tetti. Cioè, come dire che È meglio cadere dalla finestra che da più in alto. beh, certo, perché insomma dovresti farti un pochetto meno male, poi dipende dove sta finestra. Ovvio, dipende. Grazie Mattia, saluti a zio Bruno. Va bene, proprio questo significato, è meglio cadere dalla finestra che dai tetti, ovvero se non hai troppe ambizioni e qualcosa ti va male dovresti farti moralmente meno male, però insomma è giusto anche coltivare le proprie passioni e i propri interessi. Auguri anche a te, ciao a tutti dal Maschio Angioino a Napoli, ciao! Funiculare.